Amici di Habitat, buonasera. Oggi parleremo della città di Feltre che siamo andati a filmare per voi. Feltre è una città veneta di circa 20.000 abitanti, situata fra Bassano del Grappa e Belluno. Secondo Plinio il Vecchio, la costruzione di Feltre è da attribuire alla popolazione dei Reti, i quali la costruirono assieme a Trento e a Verona. Divenne poi un municipio romano ed in età imperiale godette di un notevole sviluppo economico ed urbanistico. Durante il Medioevo fu governata dai Goti, dai Longobardi, dai Franchi di Carlo Magno, poi da Berengario re d'Italia, fino ad arrivare al XIII e XIV secolo, in cui rientrò nei possedimenti della famiglia dei Da Romano. Di seguito giunsero poi i Carraresi, dal 1315 al 1337, gli Scaligeri di Verona e i Visconti di Milano. Fu poi sotto la Serenissima Repubblica di Venezia sin dai primissimi anni del XV secolo. Fu questo per Feltre un periodo di pace e prosperità. Nel 1797, con la caduta della Repubblica di Venezia, subentrarono al governo le truppe napoleoniche francesi. Vi rimasero circa un anno, quando subentrarono gli austriaci fino al 1866, quando cioè il Regno Lombardo-Veneto fu annesso al Regno d'Italia a seguito del plebiscito del Veneto tenutosi proprio nello stesso anno. Gli austriaci poi rientrarono a Feltre dopo la caduta di Caporetto nel 1917 durante la Prima Guerra Mondiale. Tennero la città fino al termine del conflitto. Nel 1943, ad alcuni chilometri dalla città, in una villa, si tenne lo storico incontro fra Benito Mussolini ed Adolf Hitler, i quali poi fecero una comparsa in un balcone di un palazzo cittadino per salutare la popolazione. Durante il periodo bellico il feltrino visse un'intensa attività partigiana con il battaglione Zancanaro. I monumenti antichi di Feltre poi sono numerosi, come la cattedrale di San Pietro Apostolo, il Vescovado Vecchio, il Palazzo della Ragione, il Palazzo Pretorio, il Teatro della Sena ed il Castello Boino, senza però dimenticare le porte e le mura antiche. Questi edifici andremo a vederli singolarmente in alcuni video che realizzeremo nei prossimi tempi, a titolo di monografia. A Feltre sono legate anche diverse personalità dello spettacolo, della politica, dell'arte e della religione. Come l'umanista, vissuto nel XIV secolo, Vittorino da Feltre. Non dimentichiamo poi che a Feltre sono legate diverse personalità, come l'umanista del XIV secolo Vittorino da Feltre, Andrea Palladio, Carlo Goldoni, Giorgio Dal Piaz, Albino Luciani, divenuto poi Papa Giovanni Paolo I, Luciano Salce, Roberto Bettega e Manolo, lo stuccalatore. Bene, per oggi concludiamo qua, vi lasciamo alle immagini che abbiamo girato per voi a Feltre e ci vediamo alla prossima puntata di Habitat. Buona serata!